E a Focus, il nostro consueto appuntamento di pranzo, fino alle 13:30 insieme per parlare di attualità, per collegarci con le nostre redazioni, per vedere un po' quello che accade, per farvi compagnia ovviamente e un po' per cercare di fare il punto della situazione sia sulla cronaca ma su tante altre notizie interessanti che arrivano dal nostro nord-est. Infatti non è proprio strettamente cronaca il tema di cui ci occupiamo subito in apertura questo mercoledì 13 marzo, ma è comunque una notizia che è destinata davvero ad avere ripercussioni importanti nel nostro territorio, in particolare nel Vicentino. Perché? Perché oggi i Colli Iberici avviano la loro candidatura per diventare riserva della biosfera, un'onorificenza, un titolo, un ruolo, ecco, più che altro, perché non sarà un ruolo, immagino, solo onorifico, ma sarà qualcosa di concreto che arriva direttamente dall'UNESCO. E allora da Montecchio Maggiore, dove è in corso la presentazione di questa candidatura, ci colleghiamo subito con Luisa Bertini e con Simone Squarcina, che ci raccontano cosa sta succedendo, e naturalmente salutiamo anche Eugenio Gonzato, che è il loro ospite. Luisa, a te, buongiorno. Sì, buongiorno Federico, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Montecchio, lo anticipavi, proprio per questo avvio della candidatura dei Colli Iberici a riserva della biosfera, riconoscimento dell'UNESCO che avrà importanti ripercussioni anche sul territorio. Oggi l'avvio della candidatura, siamo in compagnia di Eugenio Gonzato, presidente dei comuni dell'area iberica. In che cosa consiste questa candidatura e perché i Colli Iberici? Diciamo l'UNESCO in territori di particolare pregio, no? Dà questo riconoscimento, cioè dà il riconoscimento del fatto che ci sia, come dire, una buona relazione fra ecosistemi, uomo, ambiente, cultura, no? E quindi territori che hanno particolari caratteristiche. Noi abbiamo cominciato questo percorso oggi, presentandolo alla stampa, ma presentandolo soprattutto ai nostri concittadini. Faremo una serie di incontri, perché quello che chiede UNESCO è che sia un riconoscimento accettato dalla popolazione, anzi condiviso, e quindi dobbiamo fare in modo che questa notizia, questo progetto diventi un progetto di tutti. Che cosa comporterà per il territorio, visto che sono 24 comuni della Vicentina? Sono pochi i territori che hanno questa riconoscenza da parte dell'UNESCO, e quindi sono territori di pregio, territori che sono riconosciuti a livello nazionale e internazionale, territori che poi possono godere di molti finanziamenti per quanto riguarda i bandi anche europei, perché i bandi europei prevedono appunto espressamente che abbiano una valenza in più dal punto di vista della sostenibilità finanziaria a questi territori, e soprattutto porterà sviluppo economico, porterà turismo, porterà anche e soprattutto nuova consapevolezza, perché la sostenibilità sarà la base del progetto UNESCO. Ecco, ci saranno delle tappe, diciamole brevemente. Le tappe sono che adesso abbiamo presentato lo studio di fattibilità al Ministero dell'Ambiente. Lo studio di fattibilità deve essere come dire, vagliato dal Ministero, devono darci il loro parere favorevole, dopodiché procederemo nell'altra fase di avvio successiva, che è quella di andare in tutti i consigli comunali dei 24 comuni e fare approvare il progetto MAB UNESCO, perché la candidatura deve essere appunto condivisa anche dalle amministrazioni comunali tutte. Ecco, io ringrazio Eugenio Gonzato, insomma, nell'attesa che si avvii questo percorso e che venga poi approvato e messo in pratica anche da tutti i comuni, e restituisco la linea a voi allo studio. Grazie Luisa, grazie al tuo ospite, complimenti ai 24 comuni dunque dell'area iberica che avviano questo progetto, questo percorso che porterà sicuramente un grande vantaggio al territorio, ma insomma anche una riconoscibilità internazionale che direi certamente per le loro peculiarità i Colli Iberici si meritano, e quindi ne hanno assolutamente diritto. E vi do anche ci sono ovviamente sempre notizie che arrivano continuamente, ce n'è una che viene da Verona con un blitz del movimento 100% animalisti contro Zlatan Ibrahimovic, il calciatore. I militanti hanno fisso uno striscione all'entrata ospiti dello stadio Bentegodi a Verona.
Il Milan domenica prossima affronterà l'Hellas e gli animalisti hanno messo in nota questa azione dimostrativa contro l'ex calciatore, dirigente milanista, per la sua passione per la caccia, e quindi militanti che hanno un po' preso di mira Ibrahimovic per questo. Adesso parliamo di viabilità, non so se andiamo già in collegamento, prima parliamo della Pedemontana. Allora andiamo a parlare un attimo di quello che è un'importante sicuramente arteria della nostra viabilità nord-est, cioè la Pedemontana. Se ne parla in questi giorni perché c'è comunque diciamo un caso che è stato protagonista alla Fiera della Logistica che si sta svolgendo al Verona. Il primo dato emerso è che, non essendo ancora stata completata la Pedemontana, negli ultimi mesi ha comunque visto raddoppiato il traffico di attraversamento, e questa è sicuramente una notizia molto importante. E allora sentiamo il servizio. Se c'era una preoccupazione sui transiti, questa viene smentita. 35.000 passati, 50.000 passati. Tra pochi giorni si aprirà il collegamento diretto qui a Montecchio e quindi avremo sicuramente un traffico ancora maggiore. Questo è il flusso quotidiano di veicoli sulla superstrada Pedemontana Veneta, che oggi a Verona è stata al centro di uno studio commissionato da Union Camere Veneto. Alla presenza del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che considera un esempio da replicare in altre regioni, il presidente del Veneto Luca Zaia ha confermato come l'infrastruttura sarà completata tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Dai sindaci la richiesta di procedere anche con le opere complementari di collegamento. Laddove ci sono delle necessità specifiche di un comune piuttosto che di un altro per migliorare la presenza di questa infrastruttura, noi chiediamo che venga fatto. Devo dire che però da parte del presidente Zaia c'è sempre stata la massima disponibilità e sensibilità nei confronti dei territori per trovare soluzioni condivise. Dai dati presentati, il primo riguarda la riduzione dei tempi di spostamento, 20 minuti risparmiati in una tratta superiore ai 50 km, un alleggerimento del traffico urbano e un minore impatto ambientale con meno smog da veicoli in colonna. Però c'è il tema dei costi. Sì, ma è un tema che si supera, perché quando un camion rimane fermo in autostrada perché c'è traffico ha dei costi intanto perché consumano un botto questi camion, fanno 2-3 km con un litro, primo. Secondo, il costo di chi c'è sopra che guida il camion, e poi la merce non è più competitiva, perché se lo devi consegnare una certa ora e non ci arrivi, ovviamente magari rischi anche di pagare una penale. L'unico neo emerso dagli studi riguarda il costo del biglietto. Questa strada ha sicuramente delle luci e delle ombre, tante luci e poche ombre. Tra le ombre c'è sicuramente il costo dei pedaggi, che sono ancora parecchio elevati, soprattutto per chi la fa in maniera continuativa. Quindi quello che chiediamo è più passi, meno paghi. È semplice, chi la frequenta, che la attraversa una volta ogni tanto come il turista occasionale, che paghi pure la tariffa piena, ma chi la usa per lavoro deve avere un prezzo calmierato. Abbattere i costi quindi, e da qui la proposta che arriva dal Vicentino. Aumentando quelli che possono essere i passaggi, si devono trovare delle soluzioni tipo degli abbonamenti per chi fa le tratte intermedie, ad esclusione di chi fa invece la lunga tratta, perché quelle ne hanno già un beneficio già importante. Nel territorio sarebbe fondamentale, perché andrebbero ad incrementare i passaggi e aiutare il pagamento di questa opera che è fondamentale per il nostro territorio. 12:08, mercoledì 13 marzo, siamo con Focus fino alle 13:30, siamo stati a Montecchio Maggiore per parlare dei Colli Iberici e dell'UNESCO. Adesso andiamo nell'Alta Padovana, a San Martino di Lupari, dove ci sono per noi Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Perché? Perché è stato abbattuto un altro Velox, e questa è una notizia che sicuramente colpisce molto. Nella notte tra domenica e lunedì è stato fatto esplodere un rilevatore della velocità lungo la strada regionale Postumia, appunto a San Martino. Sentiamo gli aggiornamenti da Chiara. Quindi non è Fleximan, Chiara, qual è il modus operandi questa volta? Federico, buongiorno ai telespettatori. Un suo emulo di sicuro e certo, perché come potete vedere appunto dalle immagini del collega Federico Cibotto, il Velox è ancora installato. Quella che è stata colpita, che è stata fatta esplodere, è la telecamera che si trovava al di sopra di questa apparecchiatura, quindi diciamo che la tecnica è diversa rispetto a quella usata ad esempio nel Padovano a Villa del Conte circa 2 mesi fa. Noi qui lungo la strada regionale 5
53 postumi abbiamo il sindaco di San Martino di Lupari, che ringrazio, Nivo Fior, è stato tra i primi ad essere raggiunto dalla notizia di questo Velox. Che cosa è accaduto? Cosa le hanno raccontato gli agenti della polizia locale che sono stati avvisati dalla società che lo gestisce? Sono stato avvisato che questo Velox è stato fatto esplodere. La società che ha in gestione Velocar ha comunicato che alle 5:30 circa di domenica mattina 10 marzo c'erano stati dei problemi e hanno trovato appunto dei residui per terra di queste telecamere che sono state fatte appunto per esplodere. Ovviamente adesso ci sono i carabinieri di San Martino di Lupari guidati e coordinati dal comandante Gio Vento, che stanno facendo le indagini per verificare ovviamente l'accaduto e per scoprire i responsabili. Ecco, questo è un Velox che è posizionato da parecchio tempo, tra l'altro testimone la nostra telecamera, potete vedere come questa sia una strada davvero molto frequentata, il passaggio soprattutto di mezzi pesanti è molto importante. Una strada regionale in cui questo Velox è stato installato nel lontano 2016, se vogliamo dire così, quindi è un Velox conosciuto, tra l'altro in un tratto di strada in cui vigili 70 km all'ora per tutto il tratto, quindi non è una sorpresa. Mi permetto di dire che è un atto barbaro, anche inqualificabile, che poteva mettere anche in pericolo l'incolumità dei cittadini, quindi penso che non si debba derubricare una semplice protesta, è un atto molto grave. Tra l'altro, ripeto, qui ci sono i limiti di 70 all'ora, ripeto, in strada extraurbana, e in cui le contravvenzioni non sono particolarmente numerose, siamo intorno ai 6-7 contravvenzioni al giorno, ma dove si registrano anche delle velocità piuttosto importanti, quindi lo scopo di deterrenza credo che sia importante in questo tratto di strada. Testimoniato anche dai cittadini. Noi stessi con l'auto dovevamo immetterci perché siamo andati leggermente più avanti rispetto a dove c'era il Velox, è sostanzialmente impossibile. 70 all'ora in questa strada probabilmente il sindaco hanno salvato molte vite. Ma certamente sì, perché questo è anche il significato. Poi ci addentriamo verso i centri abitati, perché da qui ovviamente sono pressoché vicini, quindi dobbiamo sicuramente dare la possibilità agli automobilisti di viaggiare a delle velocità adeguate, e credo di poter esprimere umilmente la mia opinione che 70 all'ora, come diceva lei dottoressa, credo possa essere una velocità adeguata, ma dobbiamo anche tutelare l'incolumità delle persone che vi transitano. Noi stiamo facendo anche attività educativa con i ragazzi tramite la polizia locale, i carabinieri presso le scuole, perché è importante molto l'educazione stradale, quindi chiaramente si augura che anche i più giovani possano avere una cultura della strada sicuramente importante, però ci vogliono anche autovelox in questi posti adeguati per evitare appunto le velocità troppo importanti. Ecco, in chiusura in un flash, sarà riattivato il Velox che adesso è fermo ovviamente? Il Velox sarà riattivato e ci sarà la necessità di attendere qualche tempo per il completamento delle indagini da parte delle autorità e poi verrà ripristinato. Allora io davvero ringrazio Nivo Fior, sindaco di San Martino di Lupari, ringrazio anche Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Federico da San Martino di Lupari, la linea può tornare allo studio. Grazie Chiara, grazie a Federico Cibotto e grazie naturalmente al sindaco Nivo Fior. Abbiamo sentito la cronaca, ci ha portato di nuovo a parlare di questi autovelox distrutti, segati, fatti esplodere, atti inqualificabili come li ha definiti il sindaco di San Martino di Lupari. Eravamo nell'Alta Padovana, tanto poi verranno riattivati, quindi insomma un risultato nullo, diciamo, da parte di chi ha deciso di comportarsi in questo modo. Allora adesso la cronaca ci riporta nel Vicentino, per la precisione a Schio, dove un uomo è stato scoperto dai carabinieri mentre usava carte di credito rubate e ha anche picchiato 2 militari. È stato arrestato dunque per utilizzo illecito di carte di pagamento, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il servizio. Arrestato dai carabinieri di Schio un cittadino nigeriano 26enne per l'ipotesi di reato di utilizzo illecito di carte di pagamento, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla scorsa settimana, quando all'interno di un esercizio pubblico era stato rubato un borsello a danno di un cliente che conteneva all'interno documenti personali e carte di credito, una delle quali poi usata per un tentativo di prelievo in un negozio. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno individuato il soggetto trovandolo in stato
stato di alterazione, con atteggiamento ostile al punto da rendere necessario l'intervento di una seconda pattuglia, ma l'uomo ha continuato a opporre resistenza procurando lesioni a 2 militari dell'Arma. La perquisizione ha permesso di trovare nella disponibilità dell'uomo le carte di credito e i documenti personali rubati. L'uomo è stato arrestato e a seguito dell'udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria. E torniamo a parlare di alpini adesso, un tema tanto caro a noi veneti, ma non solo naturalmente. Alpini protagonisti sempre in tutte le vicende in cui c'è bisogno di solidarietà, di aiuto, insomma quanto apprezziamo noi gli alpini e adesso ci occupiamo di quelli di Bassano del Grappa, Monte Grappa, Associazione Nazionale Alpini Monte Grappa, con Giuseppe Rugolo confermato presidente. Lo spirito alpino di Bassano resta immutato nel suo senso di appartenenza e nella scelta di continuità, una continuità che porta con sé anche nuove iniziative, un'attenzione sempre più concentrata sui giovani e soprattutto la riconferma ai vertici della sezione ANA Monte Grappa di Giuseppe Rugolo. L'assemblea dei delegati, come consuetudine, svoltasi nella sala di Sacro Cuore a Romano de Zelino, in rappresentanza dei 9.200 soci della sezione, ha riconfermato il suo presidente, avviato a ripercorrere le orme del mai dimenticato Bortolo Busnardo. È un momento importante della vita di una sezione, il rinnovo delle cariche sociali, che poi alla fine significa un continuare su quello che si era preparato, sui progetti in essere, i progetti che dobbiamo portare a termine. Tante persone si sono messe a disposizione, si sono messe in discussione. Dunque una riconferma che testimonia la bontà del lavoro svolto dalla sezione, che adesso ha lo sguardo puntato sul grande appuntamento della Adunata Nazionale di Vicenza. Parlare di Adunata di Vicenza vuol dire parlare di tutto un territorio alpino per eccellenza. Consideriamo le tracce della storia nel nostro territorio, l'alpinità espressa elevata all'ennesima potenza. La sezione Monte Grappa, così come le consorelle di Asiago, Marostica e Valdagno, sono a totale supporto della sezione di Vicenza per organizzare questa che dovrà essere una dunata che resterà nella storia, la dunata non solo della sezione di Vicenza ma di tutto un territorio. E proprio Bassano sarà una delle città dove fare tappa prima o dopo la Dunata di Vicenza. Le strutture alberghiere sono sature già da mesi e mesi e mesi. In ogni caso, come dicevo prima, è la Dunata di un territorio, perciò è tutto un territorio che si mette a disposizione con la logistica naturalmente. So di gruppi della mia sezione che ospiteranno altrettanti gruppi che arriveranno da tutta Italia, dalla vallata al sud del territorio, a ovest, a est del territorio. Sarà un connubio totale di alpini fra alpini. E allora dagli alpini ci occupiamo ora della cronaca, ci spostiamo infatti a Cordignano dove troviamo il nostro Christian Arboit con Alberto Pivetta, sono collegati con noi per parlare di furti. Mi verrebbe da dire, Christian ormai è un po' specializzato in questo tipo di reati, nel senso che è sempre, lo vedo anche in redazione, insomma, è sempre a caccia di notizie di questo tipo. Perché? Perché non certo per il piacere di raccontare reati così fastidiosi, ma proprio perché sono, diciamo, reati che colpiscono molto i cittadini. Quando qualcuno entra in casa tua forse è un reato ancora più grave di altri che magari hanno degli effetti più pesanti, ma insomma i furti, specie quelli in abitazione, davvero sono una piaga per i nostri cittadini, ed è per questo che Christian insomma sta cercando di sensibilizzare con tutti questi suoi servizi e di raccontare quello che accade. Christian, a te.
Federico, ti ringrazio. Mi trovo a Cordignano con Alberto Pivetta, lo hai detto te, per raccontare appunto di questo fenomeno odioso che ha conosciuto una vera e propria recrudescenza in questi mesi. Non è solo una questione di percezione, è una questione di numeri, di segnalazioni, di cronaca. Cordignano è una delle comunità della Marca trevigiana che sta correndo ai ripari proprio contro questo fenomeno odioso, e lo sta facendo con che cosa? Potenziando il controllo di vicinato. Questo è un volantino che in queste settimane è stato diffuso in tutte le case di Cordignano, ma anche delle zone limitrofe. E qui siamo in una zona particolarmente delicata, a cavallo tra le province di Treviso e Pordenone, quindi c'è una rotta verso l'est che spesso è utilizzata come via di fuga da parte dei ladri. Nelle sere scorse c'è stata un'assemblea pubblica molto partecipata, organizzata proprio per potenziare questo servizio, questa rete, questo network di controllo del vicinato. Qui con me c'è Stefano Zecchin che saluto e ringrazio, che è appunto il referente del controllo di vicinato di Cordignano, la signora Gianna, il signor Dario, che sono due cittadini che si danno appunto da fare contro i ladri, e fra poco vedrete come. La cittadinanza, i residenti di Cordignano hanno risposto in massa all'appello, sono stati davvero tanti quelli che hanno partecipato a questa riunione l'altra sera. Sì, sono veramente soddisfatto perché l'aula era quasi strapiena, quindi i cittadini hanno risposto molto bene alla richiesta di sicurezza del comune. Significa che c'è però una preoccupazione diffusa. Del resto la cronaca di quest'ultimo inverno ci ha parlato di diversi furti tentati, compiuti tra Cordignano, Orsago, Capellamaggiore. La zona del Vittoriese è stata particolarmente battuta. Tanto battuta, specialmente nelle zone dove non esiste il controllo di vicinato. È provato che dove c'è il controllo di vicinato c'è un 38-39% di furti in meno, di atti predatori in meno. Perché prima il signor Zecchin mi diceva: guarda, i raid ci sono lo stesso, però i danni vengono in qualche modo limitati, perché cosa succede? Chi fa parte del controllo di vicinato fa rumore, si fa sentire, lancia dei segnali. Si fa vedere, perché basta accendere una luce, aprire una finestra, andare sull'entrata della propria abitazione, che quando ti vedono scappano, perché a quel punto sanno di essere scoperti. Questo ovviamente senza mai mettere a repentaglio la propria sicurezza, questo va detto. Certo, no, non sono atti che uno deve andare a inseguire il ladro, perché queste cose non si fanno, perché ci vuole esperienza, ci vuole tecnica, ci vuole intelligenza per fare queste cose. E lo dice anche da ex agente di polizia. Certo, io lo dico per questo, perché finché una volta anche i ladri portavano rispetto per determinate categorie, adesso non c'è neanche più quello, perché non ci sono più i ladri gentiluomini, perché magari c'erano. No, ladri gentiluomini, non c'è più il rispetto, non gliene frega proprio niente di quello che stanno facendo. E per questo si corre ai ripari. Signor Dario, anche lei fa rumore quando serve? No, io sono cordignano, ma abito a circa 8 km da qui, periferia di Cordignano, abito qua in campagna, via siamo 5-6 case. Più o meno ci conosciamo, anche gli orari come i pendolari e l'orario di lavoro. Quindi se vediamo una macchina strana fuori orario, andiamo subito fuori in strada o sul balcone e guardiamo. Quindi se c'è qualcuno strano, vediamo subito che è strano. Infatti certa gente gira la macchina e torna indietro. È un modo per proteggersi questo. Al momento non ho mai avuto furti o danni particolari. Cioè, essendo in piccoli, un po'. Monitorate a vicenda. A vicenda, sì. Questa chat funziona. Sì. Signora Gianna, io so che lei è molto presente, è una vedetta sì. Qui a Cordignano. Sì, cerco di fare nel mio tempo libero, di controllare comunque se ci sono persone comunque che non sono nella zona, che comunque
le vedi che non fanno parte del nostro vicinato. È stato un inverno particolarmente difficile, quindi c'è un po' di paura, immagino. Sì, io l'ho avuto già da piccolina la paura dei ladri, perciò me la porto dentro e cerco comunque di vedere e anche di stare attenta ai miei vicini che se c'è qualcuno che comunque fa dei danni dall'altra parte del recinto o controllare comunque. Allora, Federico, questa è una zona particolarmente delicata, dicevamo prima, è tra le province di Treviso e Pordenone, Caneva, è a pochissime centinaia di metri, quindi è una via di fuga questa, va sottolineato. Certo, perché tra il confine i carabinieri di Vittorio Veneto Conegliano hanno il Veneto, i carabinieri di Sacile hanno il Friuli, quindi la comunicazione tra le due carabinieri è difficile, nel senso viene avvisato i carabinieri di Vittorio Veneto, vengono, però gli altri sono già fuori, quindi sono già dall'altra parte perché il territorio è territorio. Quindi, insomma, diciamo, servono 1000 occhi, 1000 attenzioni. Poi c'è anche il fenomeno di questi tir che vengono caricati di rifurtiva e che poi vanno verso l'est, con il fatto che non ci sono più controlli alle dogane o comunque sono molto limitati. Insomma, il tema c'è, anche questo me lo conferma da ex agenti di polizia. Certo. Oltre a questo io direi anche che ci vorrebbero più telecamere in modo da che le forze dell'ordine possano vedere in diretta gli spostamenti di queste persone, perché la telecamera è vero che ci vuole gente che la guarda, però rimane il segno di da dove sono entrati, da dove sono usciti, tutte queste tecniche. E le camere che non sono solo utili, come diciamo sempre, per la prevenzione di reati, ma proprio anche per le indagini e per assicurare nell'immediatezza i responsabili alla giustizia. E qui potremo aprire un altro capitolo. Comunque vi ringrazio davvero Stefano Zecchin, che è referente del controllo di vicinato di Cordignano, la signora Gianna e il signor Dario, attenti vedete del territorio. Per il momento è davvero tutto. Federico, con Alberto Pivetta ti restituisco la linea da Cordignano. Grazie Cristian, grazie Alberto, naturalmente grazie anche ai tuoi ospiti, fai loro i nostri complimenti per la determinazione, la voglia di essere utili alla collettività senza rischiare nulla, quindi non si può parlare di coraggio perché non c'è nessun atto di coraggio da fare, ma atto di responsabilità civile, quindi semplicemente insomma tenere d'occhio quello che accade attorno a sé per difendere se stessi ma anche gli altri. Controllo di vicinato, questo è e questo rappresenta, ma questo aiuta perché, come avete sentito da Stefano Zecchin, l'ospite di Cristian, c'è un calo del 40% di furti dove è attivo questo controllo di vicinato. Adesso andiamo nel Padovano, la cronaca ci ha raccontato l'altro ieri purtroppo di un tragico incidente stradale con 2 persone che hanno perso la vita, una coppia di coniugi di Carceri della zona di Este, ed è stata fissata la data dei funerali degli anziani coniugi morti lunedì, indagato l'autista del camion coinvolto nel terribile schianto. Saranno celebrati venerdì pomeriggio nella chiesa di Carceri i funerali di Graziano Baldo ed Ermiliana Tognolo, i 2 coniugi deceduti lunedì lungo la strada regionale 10 ad est in un tremendo incidente stradale. La procura di Rovigo ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale colposo. L'autista dell'auto articolato coinvolto nell'incidente è indagato. Tutti e 2 i mezzi sono stati sequestrati e verrà controllato il cronotachigrafo dell'auto articolato. L'autista del mezzo pesante, un 45enne di Sussegana, rimasto leggermente ferito, è stato sottoposto da prassi all'alcol e droga test, risultati entrambi negativi. Marito e moglie di Carceri di 79 e 76 anni viaggiavano al massimo a 60 km/h. Una testimone alla guida di una Fiat 500 che li precedeva lungo la strada ha detto ai carabinieri che l'auto dei coniugi prima dell'incidente aveva iniziato a sbandare. Forse Graziano Baldo è stato colto da malore e l'auto è finita contro il guardrail dopo aver invaso la corsia di marcia opposta. In quel momento in direzione Monselice viaggiava invece il camion della ditta trevigiana Grigolin. Il camionista ha cercato di frenare ma ha finito la sua corsa fermandosi di traverso e bloccando tutte e 2 le corsie della strada regionale 10.
Ed ora andiamo a Belluno, prima vi racconto però di Padova, con un distributore di generi alimentari per ristoranti etnici che operava nei pressi della zona industriale, che è stato sottoposto a un controllo da parte della Guardia di Finanza e si è scoperta una giacenza prolungata dei prodotti all'esterno dei locali aziendali, conservati quindi in condizioni igieniche precarie e quindi ci sono oltre 15 tonnellate di cibo, di cui 11.400 kg di generi vegetali e il resto carne, che ovviamente sono state sequestrate e ci saranno anche delle conseguenze con sanzioni che verranno emanate. Dicevo di Belluno perché c'è una testimonianza diretta importante per aiutare gli anziani vittime inconsapevoli di truffe architettate da malviventi, con magari dei raggiri nei quali cadono gli anziani. La testimonianza è quella di Emma Ricci, che lo scorso 21 febbraio nella sua abitazione in pieno centro a Belluno è stata raggiunta da una telefonata che la tratta in inganno. Sentiamo il racconto di Tiziana Bolognani. Ho detto: pronto? Signora, sono il maresciallo dei carabinieri. Nome e cognome, ma non me li ricordo. Nome e cognome. È solo in casa? Beh, dico sì. Si sieda, perché le devo dire una cosa molto grave. Un cliché truffaldino noto ai più, anche alla professoressa Ricci di Belluno, che però mai e poi mai avrebbe immaginato di esserne inconsapevole vittima. L'episodio risale allo scorso 21 febbraio e il racconto è drammatico come la sua conclusione. Dall'altro capo del telefono i malviventi entrano immediatamente in azione. Suo figlio ha investito una donna che è gravissima. Per evitare qualsiasi querela da parte dei familiari deve provvedere immediatamente. Emma Ricci resta interdetta. Signora, i parenti della vittima sono disponibili a ritirare qualsiasi querela in cambio di 6.000 euro. Beh, dico io 6.000 euro non ce l'ho, mi spiace. Beh, trovi tutto quello che ha, gioielli, apra i cassetti, tutti i gioielli, tutti gli orologi. Per sentire, io ho trovato un 1.500-1.800 euro, tutte da 100 perché non si possono spendere, bisogna andare in banca prima, e una collana d'oro. Se vi basta. Ai malviventi in fondo il bottino pare sufficiente. Dall'altro capo del telefono la donna viene invitata a consegnare denaro e collana al figlio di un presunto avvocato. Di lì a poco, a casa della signora Emma, suona il videocitofono. Vedo un giovinotto sui 20 anni, 18-20 anni, riccio, biondo. No, a quel punto sono ritornata in me. Io in casa questo non lo faccio venire. Vado giù, apro il portoncino, bisogna premere un pulsante, gli ho chiesto il cognome e i documenti. Questo mi guarda e mi fa: io mi chiamo Esposito. No. Allora lei non è il figlio dell'avvocato, e sto per richiudere il portoncino quando questo mi dà una spinta, spalanca il portoncino, dà una spinta a me che stavo per cadere, mi strappa dalle mani questo sacchetto. Il resto del racconto è la fuga del ragazzo verso Piazza Piloni. La signora Ricci lo vede raggiungere il complice. Insieme si dileguano, ma vengono immortalati dalle telecamere di videosorveglianza e ora ai carabinieri è in mano l'indagine. Da testimone a testimonial della campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani il passo è stato breve. A Palazzo Rosso è stata presentata l'iniziativa del Comune d'intesa con la Prefettura, grazie al contributo del Ministero dell'Interno. È un fenomeno fastidioso che crea insicurezza e allarme sociale. Il mio invito è quindi quello di informarsi sulle modalità che vengono più frequentemente utilizzate da chi truffa. È veramente un servizio che aiuta molto, grazie a Tiziana Bolognani. Dobbiamo tutti stare attenti a non cadere in questi tranelli. Adesso ci spostiamo, sempre in diretta naturalmente, per seguire l'inizio dell'incontro del Presidente del Veneto Luca Zaia con i giornalisti. Sentiamo un attimo un po' di cosa si parla, di infrastrutture, si parla delle opere del Veneto. Sentiamo un po', poi torniamo in studio. Vernizzi, per dar vita poi a Veneto Strade. Perché è importante questa conferenza stampa? Perché sembra quasi
pedissequo ricordarlo, ma se abbiamo le strade in ordine vuol dire che c'è qualcuno che le tiene in ordine queste strade, e soprattutto noi non ci limitiamo a manutentare queste strade, ma pensiamo anche a tutto quello che è un progetto di viabilità e di nuova viabilità. Non è un caso che, se poi nella brochure che vi presenteremo lo vedrete, noi quest'anno, in questo momento mentre vi parlo, abbiamo 98 cantieri aperti per un controvalore di quasi $500 miliardi, sono 482 milioni di euro. Ma quando vedete 1905 chilometri di strade per Veneto Strade, significa sfalciare ad esempio tutti i bordi strada, che sono circa 1800 campi da calcio ogni anno sfalciati, ma significa anche 227 dipendenti che si dedicano H24 alla tutela delle nostre strade. Per me Veneto Strade, che sono stato commissario più volte come si chiama il tenente Colombo, era commissario, io sono stato più volte di lui, perché ho fatto tutte le disgrazie del Veneto, io sono stato commissario, non ho mai mancato di nominare Veneto Strade soggetto attuatore. Cioè, quando voi vedete Vaia, pensate che l'aver mantenuto la viabilità funzionante, averla recuperata in tempi assolutamente pari a quelli della velocità della luce, lo dobbiamo a sta squadra di Veneto Strade, che se non ci fosse sono come la Panda, bisognerebbe inventarli. Ma non lo dico perché sono qua, lo dico perché l'alternativa sarebbe stata quella di una gestione interna, e non che noi siamo meno bravi, ma il problema è che all'averli molto specializzati, averli proprio veramente focalizzati su strade e direi anche quell'aspetto di interventistica stradale per la quale ci siamo caratterizzati, ci permette di dire che se c'è una frana o c'è stato vaia in montagna, noi non abbiamo fatto in modo che non ci fossero disagi sulla viabilità. E così con le alluvioni, perché avete visto molte immagini, noi abbiamo 78 ponti, vuol dire che sotto quei ponti ci passa qualcosa, no? E quindi anche tutto il tema del monitoraggio di tutte le infrastrutture va in questa direzione. Io chiudo nel ringraziarli, poi passare la parola, di ricordarvi un solo dato che secondo me vale il titolo. Veneto Strade a progettare e realizzare ci mette metà tempo delle infrastrutture nazionali. Lo vedrete nella brochure presentata. Nelle grandi opere, sopra i 50 milioni di euro, vedete che noi dimezziamo i tempi di realizzazione. Sono 6 anni e mezzo, più o meno 6 anni, tra progetto e taglio del nastro, quando a livello nazionale si va oltre i 12 anni. Un esempio ce l'avete sotto gli occhi, la Pedemontana Veneta, che in una decina d'anni, con il Covid dentro e tutta una serie di magagne che abbiamo avuto, non ultima quella del problema del closing finanziario, vi ricordo che possiamo dire che fondamentalmente forse con 6-7 anni di cantiere vero abbiamo realizzato 94 km e mezzo di infrastruttura, più, questo non si ricorda mai, 68 km di strade nuove. Quindi quando lo diciamo agli esperti da divano che fanno i conti, si deve sempre sommare 94,5 più 68, sia relativamente ai calcoli del pedaggio che ai calcoli del costo dell'infrastruttura, perché comunque noi quelli sono i chilometri di strada che abbiamo fatto. Non fatevi fare il conto, ma saranno minimo 150 chilometri di infrastruttura realizzata. Quindi noi abbiamo dato dimostrazione dell'efficienza, perché poi anche lì questa efficienza la si vede. È vero che non è un'opera di Veneto Strade, ma è altrettanto vero che la filosofia che abbiamo portato è quella. E anche Pedemontana è stata seguita, nasceva all'interno di Veneto Strade, perché poi voglio ricordare che Ingegnere Vernizzi è stato il primo commissario di governo dell'infrastruttura, commissario che poi il governo, non di questo colore, qualche anno fa ci ha proprio tolto d'ufficio e quindi ci ha lasciato soli in mezzo al guado, forse era 2013, 2014, 2017, ecco, 2016. Quindi ci siamo ritrovati a gestire un'opera di valenza nazionale, da legge obiettivo, di interesse nazionale, a livello regionale, perché questo è quello che è accaduto. Quindi la Pedemontana non è solo una grande opera, ma è, come si può dire, è il risultato della forza di volontà, perché altrimenti molti tifavano, e questo era il vero obiettivo, che rimanesse un cantiere, una ferita aperta, per poi avere magari delle ricadute negative anche rispetto alla comunità, che evidentemente con il giardino di casa o l'appezzamento di terreno occupato senza nessun esproprio di fatto praticato avrebbe comunque dato molto malcontento. Io non aggiungo altro, passerei la parola adesso nell'ordine, prima all'ingegnere Taccini, che è il presidente di Veneto Strade, poi al dottor Franco, che è il direttore generale, e chiude la vicepresidente De Berti. Prego. Grazie Presidente, intanto voglio ringraziarla per... Scusa, non toccare le giove, sono casca questo. Ok, va bene.
Intanto volevo ringraziare il Presidente per questa bella iniziativa, ovviamente che ci riempie di orgoglio come società, che mi onoro anche di presiedere. Ringrazio la Vicepresidente che ci è sempre molto vicina e soprattutto per la sua tenacia riusciamo anche a realizzare e ottenere i risultati che vedremo anche dalle prossime slide. Ovviamente non posso che ringraziare tutta la struttura, il Consiglio di amministrazione che ha sempre seguito comunque le indicazioni e diciamo che siamo stati molto compatti in tutte le scelte. Oggi Veneto Strade è una società, ritengo, molto dinamica, una società che guarda verso il futuro anche con non solo grande attenzione ma anche con grandi traguardi. Tutto questo ovviamente lo possiamo fare perché abbiamo una grande struttura alle nostre spalle, che oggi è rappresentata dal direttore generale, che è arrivato da qualche mese ma che conosceva già la struttura, che sta facendo un grande lavoro anche di riorganizzazione societaria. Non solo lui, ma vorrei ringraziare qua tutto il personale, quindi i dirigenti, i funzionari, i quadri, ma soprattutto coloro che operano sulle strade ogni giorno, che sono quelli che sono a diretto contatto poi con i cittadini e che diciamo, attraverso di loro noi poi abbiamo dei riscontri da parte dei cittadini che sono molto positivi e questo non può che riempirci di orgoglio. Direi che a questo punto lascio la parola al direttore generale per magari i dati più tecnici. Grazie ancora. Sì, ecco, buongiorno a tutti, grazie allora dell'occasione che appunto è quella di illustrare un po' le attività di Veneto Strade. E su questo avevo fatto una riflessione se valeva la pena illustrare i dati economici, i dati di bilancio, però tutto sommato abbiamo voluto tradurre poi questi dati economici in chi siamo e cosa facciamo e quindi siamo andati a recuperare dei dati più analitici che spero possano dare una rappresentazione più puntuale di tutta la mole di attività che facciamo. Mi associo quindi ai ringraziamenti del Presidente per tutto il personale, perché oggi io, come dire, rappresento un portavoce rispetto a tutto il lavoro di tutta la squadra di 227 dipendenti. Allora velocemente andrei a illustrare i numeri più significativi che avete già visto nel filmato e che in parte il Presidente Zaia ha già evidenziato. Partiamo con ovviamente la rete in gestione, si è già detto l'entità, l'estesa, una precisazione, abbiamo circa metà delle strade in montagna, quindi in provincia di Belluno, con le problematicità di tutta evidenza che ne conseguono, frane, situazioni di emergenza e quant'altro, metà invece è rete di pianura, con la precisazione che abbiamo circa 200 km per ogni provincia, con eccezione di quella di Vicenza che ha costituito una propria società, la Viabilità, e quindi noi abbiamo un'attività residuale, lo vedrete anche sui cantieri, questa è la motivazione. Si diceva, torniamo pure indietro, scusami, si diceva poi del passo più alto, ma li vediamo successivamente, questa testimonianza della complessità operativa anche della società. Il Presidente già citava i 758 ponti che necessitano di un'attività assolutamente puntuale rispetto a quelle che sono le linee guida di Ansfisa, che è l'ente che è nato dopo purtroppo l'evento nefasto del crollo del ponte di Genova. Quindi tutta un'attività molto complessa ma molto puntuale che stiamo portando avanti. Le 64 gallerie in gestione, sono oltre 20 km di galleria, le principali sono tutte in provincia di Belluno, le due più lunghe sono la Castei nel comune di Lavalle a Gordina e di Colcavaliere in provincia di Belluno, circa 2 km cada una. Abbiamo poi 1000 rotti chilometri di barriere di sicurezza, i 31 impianti di sollevamento acque e sottopassi che negli anni hanno evidenziato una necessità sempre più puntuale di intervento, nel senso che poi, come sapete tutti, con le bombe d'acqua i sottopassi devono assolutamente essere nelle condizioni di un veloce aspirazione delle acque. I punti luce, 8.520, qui come dire, abbiamo subito anche noi quello che è stato l'aumento ovviamente del costo dell'energia, quindi abbiamo circa 1,5 milioni di costo all'anno di illuminazione. Scorriamo pure. Degli sfalci ha già parlato il Presidente, quindi equivalgono, l'abbiamo voluto tradurre in campi di calcio per dare anche qui una visione un po' più puntuale e concreta di cosa facciamo.
il ripasso della segnaletica, quindi ogni anno ripassiamo circa 1/3 della rete con la segnaletica orizzontale, quindi un'attività significativa anche questa. Come significativa è la sostituzione della segnaletica verticale, che la facciamo perché anche i segnali vanno in scadenza, hanno una scadenza. Le postazioni del traffico sono 106, andiamo pure avanti. I dipendenti abbiamo detto, le squadre ovviamente, i dipendenti sono suddivisi in squadre operative. Sui 187 mezzi invece, ecco, avete visto prima nel filmato le fresi in azione, le frese sono una ventina e quindi sono molto significative. Abbiamo un'officina specifica che fa la manutenzione delle frese, perché le frese non si possono portare al tagliando, diciamo così. Tutta l'attività di pronto intervento che abbiamo visto, 400 uscite, le autorizzazioni, i cantieri che citava il Presidente, in particolare i cantieri di cui poi vi verrà consegnato ovviamente la puntuale indicazione, riguardano sia il mondo della messa in sicurezza, in particolare sul bellunese, ma anche la messa in sicurezza intesa come ciclabilità, e quindi troverete poi il dettaglio di tutte le opere, ma anche importanti opere infrastrutturali. Vediamo sulla successiva. Ecco, qui velocemente vado sul piano neve, molto velocemente. Questa è tutta l'attività che troverete dettagliata di che cosa consiste per noi in piano neve, che non riguarda soltanto la provincia di Belluno, ma anche la pianura, anche se quest'anno il tempo è stato clemente, però l'attività di prevenzione ghiaccio noi la facciamo costantemente quando le previsioni indicano delle previsioni meteo di possibile formazione di ghiaccio. Noi più o meno di piano neve all'anno spendiamo sui 3,5 milioni, poi dipende ovviamente dalla stagionalità. Vediamo la slide successiva. Questo solo una curiosità, i passi, abbiamo 13 passi in gestione, di cui 5 oltre i 2000 metri, quindi comprenderete l'impegno assolutamente gravoso che i nostri operatori della viabilità devono far fronte. Vediamo la successiva. Sono le 12.45, stiamo seguendo a Venezia la conferenza stampa nella quale si parla di Veneto Strade, dell'attività che svolge, dell'importanza del ruolo che riveste per la nostra viabilità, soprattutto perché, lo stavate sentendo anche dalle parole del direttore generale, il territorio veneto è veramente molto diverso, ha tante sfaccettature che quindi implicano un impegno gravoso. Però andiamo adesso a Bassano, ci spostiamo, poi torniamo a Venezia, ma non facciamo aspettare oltre Monica Smider, Alessandro Costacurta e il loro ospite Pietro Guderzo, perché dobbiamo parlare di agricoltori, di allevatori soprattutto, di suini e di pollame, perché il Parlamento europeo ha dato il via delle nuove direttive che penalizzano i nostri allevatori. E allora la Coldiretti fa un po' il punto della situazione con Monica. Monica, a te la linea, raccontaci dove sei e se ho detto delle stupidaggini, spero di no. Buongiorno a te Federico, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Hai detto bene, in questo momento io mi trovo a Bassano, precisamente a San Michele, all'interno di una stalla di bovini. Con me c'è Pietro Guderzo, che è presidente provinciale di Coldiretti Vicenza. Con Alessandro Costacurta ci muoviamo anche all'interno di questa stalla. Parliamo di questa nuova direttiva dell'Unione Europea, è stata appena approvata dal Parlamento europeo e riguarda le emissioni industriali, perché ha posto dei limiti molto stringenti all'emissione di ossido di azoto piuttosto che di ammoniaca, di metano e di altre sostanze. Coldiretti denuncia, siamo penalizzati, riguarda l'allevamento non di bovini ma di suini e di pollame. Così, Presidente? Sì, certo, è una direttiva fortemente impattante, perché si vuole paragonare la piccola stalla all'Ilva di Taranto, e questo a noi non sta bene, soprattutto perché poi in Europa c'è sempre questa, chiamiamola, mania di cercare di dipingere l'agricoltura come un fattore inquinante, mentre nella realtà dei dati l'agricoltura è parte integrante dell'ambiente, anzi aiuta a ridurre le emissioni. E questo non ci sta bene, soprattutto perché con questi ulteriori oneri andiamo a colpire soprattutto le piccole e medie aziende agricole, che sono l'ossatura del territorio italiano e che hanno anche una funzione ambientale di tutela del territorio. L'abbiamo visto
visto anche con le ultime alluvioni, no? Se non ci fosse stata l'agricoltura, quei campi che sono riusciti a assorbire l'acqua che usciva dai fiumi, adesso in che situazione ci troveremo. Quindi questa norma non ci piace e ci metteremo tutte le forze da qui in futuro per cercare insieme ai parlamentari europei di cambiarla. È una direttiva, Federico, che riguarda, come vi dicevo, gli allevamenti di pollame e di suini. Per il momento non riguarda invece l'allevamento dei bovini. Se ne riparlerà sempre a livello comunitario nel 2026. Sì, adesso al di là del comparto escluso, del comparto che rientra nella direttiva, è il messaggio che dispiace. Ripeto, cercare di dipingere l'agricoltura come un fattore inquinante onestamente non ci sta bene, perché sappiamo quanto amore e quanta fatica ci mettiamo nella cura del territorio, e questo andrebbe non solo a discapito dell'economia, ma anche insomma della società in generale, e questo noi non possiamo permetterlo come associazione di categoria, nel rispetto anche della fatica dei nostri agricoltori. Questa nuova direttiva non fa che acuire ulteriormente i rapporti già tesi tra agricoltori e Unione Europea. Abbiamo visto insomma negli ultimi mesi le proteste, le manifestazioni, i trattori che sono scesi in strada. È così, Presidente? Sì, noi come Coldiretti abbiamo sempre ritenuto che le proteste andassero portate nelle sedi opportune. E le sedi opportune sono quelle dell'Europa, di Bruxelles. Noi siamo andati più volte a manifestare perché, piaccia o no, è lì che la maggior parte delle normative che poi impattano sulle aziende agricole vengono prese. E quindi siamo andati a protestare lì, perché poi protestare in Italia probabilmente non aveva nessun senso, o comunque la protesta, non seguendo poi una proposta, era fine a se stessa. Il nostro compito è quello di cercare di portare a casa normative. In questo caso, purtroppo, dico anche con un po' di rammarico, anche gli europarlamentari italiani non hanno votato in maniera compatta per difendere gli interessi nazionali. Questo dispiace un po'. Diciamo che da qui a giugno cercherò di fare una cura a base di fosforo, in modo tale da avere una memoria di ferro per ricordarmi poi chi non ci ha dato una mano in questa situazione. Messaggio chiaro del Presidente Pietro Guderzo, ma adesso si può fare qualcosa? Adesso è il nostro compito di mettere in atto tutte quelle che sono le nostre prerogative e magari anche pressione per far capire che è una normativa sbagliata, anche perché, ricordiamo, se vai a distruggere un patrimonio agricolo come quello italiano, poi il cibo lo devi andare a prendere all'estero, in paesi dove le normative non sono certamente stringenti come le nostre, e quindi sarebbe anche un grave danno per la salute del consumatore, e questo non lo possiamo permettere, ma non solo come agricoltore ma anche come cittadino comune. Io voglio sapere cosa do da mangiare ai miei figli. Federico, con il Presidente della provinciale di Coldiretti Pietro Guderzo è tutto. Se non hai domande restituisco la linea allo studio. Grazie Monica, grazie ad Alessandro Costacurta, grazie al tuo ospite, anzi complimenti, perché veramente il Presidente Guderzo molto chiaro, linguaggio che insomma credo colpisca noi telespettatori e insomma chi magari vuole approfondire questo tema. Grazie, complimenti, ciao Monica, ci risentiremo, torniamo a Venezia e andiamo un po' a sentire cosa si sta dicendo su Veneto Strade. In questo momento sta parlando la vicepresidente della regione Elisa De Berti. Sta rispondendo alle domande. La manutenzione delle strade e se il taglio per disposizione di Veneto Strade per questo è Parla tutte e due così. Riguardo alla holding autostradale unica, anche qui a che punto siamo, e rispetto alla scadenza della concessione della Brescia-Padova nel 2026, se oggi avreste già le carte in regola per partecipare all'eventuale gara. Rispondo subito alla seconda. Per noi è da anni l'obiettivo è quello di riorganizzare l'offerta autostradale in Veneto e renderla anche così molto più efficiente e molto più, agevole per i veneti, perché poi si traduce in pedaggi. Quindi il poter avere, realizzato questo progetto diventa un beneficio per i veneti. E noi oggi siamo concedenti con la Pedemontana Veneta, quindi abbiamo un ruolo di concedente, e siamo poi a gestire assieme al Friuli Venezia Giulia e altri anche tutta la parte di A4, quindi come concessionari, tutta la parte di A4 che interessa una parte del Veneto e una gran parte del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo il passante di Mestre,
dove lì gestiamo la concessione e siamo gestori del passante assieme allo Stato con una società con ANAS. Pensiamo che in tutto questo contesto il Veneto, alla luce anche delle modifiche normative che sono state fatte su nostro impulso qualche anno fa, possa assolutamente candidarsi ad eventuali altre concessioni nell'ottica della riorganizzazione in un contesto di concessionario pubblico, totalmente pubblico. Si parla tanto di valorizzare il pubblico, penso che il Veneto abbia già dato una dimostrazione, basti pensare che la gestione di CAV è una gestione efficiente che produce valore e che ha comunque cambiato la vita ai veneti. Quindi noi confermiamo che qualora sul mercato ci fossero delle opportunità rispetto a delle concessioni che si liberano, noi ci siamo. Parto dalla seconda parte di domanda, se le risorse che vengono trasferite a Veneto Strade sono sufficienti. Sì, nel senso che Veneto Strade ogni volta che ci ha chiesto risorse, e ricordo nel 2017 quando l'ingegner Vernizzi andò dal presidente Zaia per dire che vi era la necessità di avere risorse straordinarie per il monitoraggio dei ponti, il Presidente non ci ha pensato due volte e con il Consiglio regionale abbiamo stanziato in bilancio direttamente 15 milioni che poi sono stati integrati con i 12. Ci tengo sempre a precisare che il ponte Morandi non era ancora crollato, quindi noi siamo intervenuti prima. Per quanto riguarda la riclassifica, noi adesso siamo sostanzialmente in un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 2024, quindi quest'anno, dove in questi 2 anni Veneto Strade sta gestendo in nome per conto di ANAS i 700 chilometri riclassificati, sta facendo le manutenzioni per conto di ANAS e ANAS trasferisce le risorse per le manutenzioni, ma sta facendo anche su questa viabilità degli investimenti che fanno parte dei cantieri che avete visto, dove ANAS interviene o comunque interviene in parte, se erano già stati in parte finanziati dalla Regione. Sul discorso della riclassifica, a fine anno, salvo diverse richieste da ANAS, verrà fatto il trasferimento ad ANAS. Altro? Ada, prego. Grazie. Buongiorno, Ada Manzanga, Zettino. Prima accennavate ad una riorganizzazione aziendale, volevo sapere se era una riorganizzazione interna, cioè di compiti o altro, o se invece c'è un disegno diverso da parte della Regione, nel caso in cui si compia il progetto di parlare del Presidente, quindi una grande società pubblica, di conglobare anche Veneto Strade. Le domande sono duplici, una alla società e l'altra invece alla proprietà. Rispondo io per la società, ma no, è semplicemente che ovviamente ci stiamo sforzando per una riorganizzazione per rendere sempre più efficiente e all'avanguardia la società. Abbiamo molte sfide davanti, compreso tutta la questione ponti, abbiamo moltissimi investimenti come avete potuto sentire e quindi la società ha necessità comunque di riorganizzarsi, ma un po' come tutte le società ovviamente che guardano al futuro con grande fiducia, ecco, questa è la motivazione. Ma guarda, noi abbiamo solo che progettualità assolutamente di qualità per Veneto Strade. Questo significa che qualora vi fosse una riorganizzazione anche nell'ottica del disegno della holding autostradale, Veneto Strade non sarà sicuramente una comparsa in questo scenario. Mi fermo qui anche perché ad oggi non abbiamo progettualità definite, quindi rischierei di dirvi cose che poi non si realizzano. Altro? Prego. Silvia. Ci sono molti cantieri nella mappa del Veneto. Ci sono molti cantieri nella mappa del Veneto, 482 milioni. Volevo sapere quali possono essere, ad esempio, nei prossimi anni i più importanti sia a livello economico che a livello infrastrutturale, giusto per dare anche un'immagine di quello che viene fatto. Ce l'avete in cartellina, è cantiere per cantiere, è è divisa per provincia. Ok. Dice tutto il dettaglio. Prego, altro? Però se in una box, anche per le TV, si possono magari mettere gli highlights, quelli più importanti, secondo me sarebbe quello. Sì, beh,
Gli interventi più significativi, per esempio sul Bellunese abbiamo la sistemazione, un intervento idraulico, ma delle sistemazioni sulla 203 del Cordevole, quindi questo è un intervento da oltre 18 milioni, un intervento significativo che ovviamente poi ci sarà il dettaglio sulle slide, ma sostanzialmente è un primo lavoro che consente di, in prospettiva, poi far sì che la strada possa essere non sotto l'alta roccia e quindi in situazione di pericolo caduta massi, ma sia invece più distante. Quindi questo è un primo passo in quella direzione. Poi gli interventi più significativi sono ovviamente sulla 10, quello che abbiamo già appaltato, la SR10, e quindi abbiamo appaltato già un primo lotto. Abbiamo poi ovviamente la Grezzanella secondo stralcio, sono 35 milioni e 100, è un secondo stralcio che chiude la variante di Villafranca e quindi alleggerisce ovviamente Villafranca e Povegliano, un intervento significativo, torno a dire 35 milioni e 100. Poi un altro intervento che invece stiamo portando avanti e prevediamo di bandire fra aprile e maggio è quello del Terraglio Est, quindi da Casier fino all'uscita in tangenziale di Treviso. Questo è un intervento oltremodo significativo, un intervento da 38 milioni di euro. Ecco, questo per citarne i tre più significativi. E le ciclovie? Sì, poi giustamente sulle ciclovie si parlava prima di circa un 35-37 milioni di massa appaltato sulle ciclovie. Questo sostanzialmente ci consente, con questi ultimi cantieri in avvio, di andare sostanzialmente in completamento di tutte quelle che sono le ciclovie del Veneto. Sono 5 ciclovie nazionali e quindi sostanzialmente andiamo a ultimare quella che è la Treviso-Stiglia, ma anche sulla Vento, sulla Sole e sulla stessa del Garda, anche se alcuni lotti non stiamo partendo, però ci consente quasi di andare in completamento di tutte le attività sulle ciclovie. L'attività di Veneto Strade nasce da un accordo del 2019 che ha affidato appunto a Veneto Strade, un accordo con la Regione Veneto, che ci ha affidato quindi la progettazione, l'appalto e l'esecuzione e il collaudo di tutte le ciclovie a livello nazionale. Grazie. Altro? Possiamo chiudere? Grazie. Buongiorno a tutti. Prego, scusami. Grazie. No, volevo dire una roba sulle ciclovie. Intanto guardo la Silvia perché è Treviso, ma vale per tutti. Tutti hanno pontificato, chiacchierato, programmato senza avere i soldi in tasca, e celebrato la Treviso. Noi siamo quelli che la realizzano in toto. L'anno prossimo inauguriamo. Quindi da Vicenza in avanti. Fino a Casaleone e la Lombardia sta andando avanti sul suo pezzo. Perché anche che la Lombardia lo faccia arriva a Ostiglia, ma noi abbiamo, peraltro noi oggi penso che lo possiamo dire con tranquillità, siamo la prima regione per numero di chilometri di ciclovie fruibili, quindi abbiamo fatto un investimento. Io quando ho dato l'incarico alla vicepresidente il primo giro le ho detto guarda, le ciclovie del Veneto, perché comunque ci permette di completare l'idea del turismo sostenibile e della mobilità sostenibile, ed è esattamente quello che ha fatto. Buon ragazzi, grazie. Sono qua a disposizione ovviamente i relatori per le interviste. Bene, possiamo rientrare in studio, si è conclusa questa presentazione di Veneto Strade, insomma, un po' il punto della situazione, che cos'è questa azienda, che cosa questa società, che cosa fa per il Veneto e che cosa farà, soprattutto in termini di infrastrutture. Quindi eravamo collegati con Venezia, grazie ai nostri colleghi. Adesso vi mostro un comunicato che è arrivato dalla prefettura di Treviso. Vedete, questa persona è scomparsa e quindi la prefettura comunica che i carabinieri di Motta di Livenza hanno avuto la denuncia della scomparsa di quest'uomo, che è un uomo di 35 anni, alto 1,75 m, pesa 80 kg e si è allontanato. Quindi insomma dà questa notizia perché chi lo riconosce contatti il 112, quindi contatti il numero di emergenza. Grazie alla prefettura anche per questa comunicazione. Noi ci fermiamo per un attimo, poi torniamo con Focus insieme fino alle 13:30.
13:05, bentornati a Focus, siamo insieme da mezzogiorno e ci faremo compagnia fino alle 13:30, ci siamo collegati con Padova, con Vicenza, con Bassano, con Treviso, anzi con Cordignano, quindi a nord di Treviso, addirittura ai confini con la provincia di Pordenone, e poi abbiamo seguito la presentazione di Veneto Strade, cioè di quello che fa questa società che si occupa delle nostre infrastrutture, delle nostre strade regionali, appunto. Notizia di cronaca che arriva dal questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, che ha emesso il DASPO nei confronti dei tifosi coinvolti negli incidenti prima della partita tra Venezia e Bari, e DASPO per complessivi 82 anni. Si tratta di una prima misura adottata per quanto accaduto domenica scorsa. Le misure hanno interessato 9 ultras baresi e poi anche 8 sostenitori veneziani. Ne abbiamo parlato anche ieri a Focus, che ci siamo collegati con il sindacato di polizia, con la federazione sindacale di polizia, che ha lanciato la proposta provocatoria di chiudere per 3 settimane, per 3 turni, le curve negli stadi interessati da queste violenze inaudite, gratuite e assolutamente da condannare. Adesso andiamo nell'Alta Padovana per vedere qual è la situazione del processo in corso nei confronti di Diletta Miatello, accusata dell'omicidio dei genitori. In aula i carabinieri del RIS hanno ricostruito il delitto. 2:45, 3:45 del 27 dicembre 2022. È questo l'orario in cui nella villetta di San Martino di Lupari l'aggressore, così lo definiscono i RIS, ha ucciso Mariangela Sarto e ferito a morte il marito Giorgio Miatello. Dopo aver ascoltato la sorella di Diletta Miatello al processo in cui la donna è accusata del duplice omicidio di entrambi i genitori, è il turno degli investigatori del raggruppamento investigazioni scientifiche dei carabinieri, che dopo le analisi compiute hanno ricostruito passo passo quanto accaduto in quella terribile notte. Un orrore iniziato in salotto. Il primo a essere colpito, forse con un piatto, è Giorgio Miatello. Poi, salite le scale, la violenza si rivolge su Mariangela Sarto, massacrata con un corpo contundente e mai ritrovato. La sua morte avviene intorno alle 4. Giorgio Miatello invece morirà 2 mesi dopo. Un quadro che comunque resta tutto da definire dopo la scioccante testimonianza della sorella di Diletta, Chiara Miatello, che la scorsa settimana in aula ha raccontato come sia lei che Diletta fossero state picchiate dal padre durante l'infanzia e come il rapporto in famiglia fosse tutt'altro che sereno. Diletta Miatello, arrestata la sera stessa della scoperta del delitto in un albergo di Romano de Zelino, da allora è in carcere a Montorio. Il suo difensore, Elisabetta Costa, ha presentato richiesta di perizia psichiatrica per l'imputata e la stessa presidente della Corte d'Assise ha chiesto alla direzione del carcere di Montorio il suo diario clinico per verificarne le condizioni di salute. Cambiamo argomento, parliamo della Guardia di Finanza di Vicenza, che ha controllato cantieri di lavoro, ha trovato 11 persone irregolari e in 2 cantieri edili, questo è avvenuto, che erano stati avviati con il super bonus 110%. Controlli della Guardia di Finanza di Vicenza in 2 cantieri del territorio finanziati con il super bonus 110%. Le attività ispettive hanno permesso di rilevare la presenza di 11 lavoratori in nero impiegati come operai su 12 presenti al momento degli accessi ispettivi e riconducibili a 3 differenti società con sede nelle province di Brescia, Padova e Trento. Il controllo in un caso ha fatto emergere la presenza di 4 stranieri clandestini. Sono scattate le sanzioni amministrative complessivamente pari a circa 21.200 euro, nonché la segnalazione per la sospensione delle 3 società operanti nel settore edile da parte del competente ispettorato territoriale del lavoro di Vicenza, in attesa della regolarizzazione delle posizioni lavorative. Torniamo alla cronaca, lo facciamo spostandoci a Padova, dove un uomo ha esploso 2 colpi in aria per mettere in fuga i ladri e ora resta la paura anche attraverso le parole della moglie. Tanta paura. Tanta, ci stiamo riprendendo un po' alla volta, diciamo un po' alla volta adesso. Tanta paura perché io ho dei nipotini piccoli, tanto poi
casa, noi magari siamo in cucina a mangiare e chiaramente abbiamo paura. È ancora scossa la moglie del pensionato che, per scacciare i ladri che hanno provato ad entrare in casa, ha sparato 2 colpi d'avvertimento in aria. Non vuole farsi riprendere, ma non nasconde le sue emozioni. Domenica sera, verso le 7:30, i ladri hanno cercato di entrare nella loro casa a Saletto di Vigo d'Arzere. L'uomo, un pensionato 75enne, stava guardando la TV a luce spenta in una stanza sul retro della casa. L'altra sera mio marito era in salotto e stava guardando la televisione, io ero in cucina che stavo preparando la cena, se non che a un certo punto mio marito ha sentito un fruscio aprire un po' la porta e come ha aperto si è trovato 3 persone davanti. A quel punto gli ha chiuso la porta in faccia e ha preso il fucile sparando in aria 2 colpi per far fuggire i ladri. Nessuna violenza da parte dei malviventi, niente è stato rubato. Quel che resta però è il senso di impotenza e frustrazione. E le leggi sono queste, anche le forze d'ordine purtroppo sono legate perché le leggi non sono chiare. Quindi se uno viene in casa tua può fare di tutto e tu non puoi fare niente. Questo è, purtroppo. E noi non possiamo difenderci in nessuna maniera perché andiamo in cerca di guai. Come hanno spiegato a mio marito domenica, mi raccomando, hanno detto non faccia stupidaggini perché quello che ci va di mezzo è lei. Non è la prima volta che la zona è battuta dai ladri, tanto che la casa è dotata di allarme. 2 anni fa hanno fatto tutta la strada sui garage, sulle case, hanno portato via invece spogliatori, attrezzi di lavoro, tutte queste robe, però in casa no. Ora sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione. E su questa vicenda dell'anziano che ha sparato in aria per far scappare i ladri, ora potrebbero esserci delle conseguenze. Il sindaco di Vigo d'Arzere, infatti, avvisa i suoi concittadini di allertare subito i carabinieri in caso di furti in abitazione. Purtroppo la legge è molto chiara, penso ci siano delle conseguenze, spero vivamente che siano leggere. Il fatto stesso di aver sparato in aria, insomma, la dice abbastanza lunga di una persona che sa come usare le armi, perciò la legge va rispettata, adesso vediamo come saranno queste sanzioni, spero che siano leggerissime nei confronti di queste 2 persone che sono andate a diretto contatto con i delinquenti che entravano nella loro proprietà privata, non certo per fare un saluto, ma certamente per rubare o portare via qualcosa. Il sindaco di Vigo d'Arzere poi invita tutti i concittadini a segnalare sempre movimenti sospetti e a contattare le forze dell'ordine prima di prendere iniziative. Dai nostri cittadini, concittadini, l'aiuto è essenziale, devono immediatamente avvertire le forze dell'ordine, come le nostre forze dell'ordine sono uscite immediatamente e hanno raccolto la testimonianza di ciò che era venuto. Se vedete qualcosa, faccio un appello a tutti i miei concittadini, ditelo e chiamate. I social, è vero, si mette sull'avviso che sta succedendo qualcosa, ma la prima cosa da fare è sinceramente chiamare le forze dell'ordine. E allora seguiamo il consiglio del sindaco di Vigo d'Arzere, Adolfo Zordan, cioè appunto al minimo sospetto non abbiate timore, avvisate le forze dell'ordine che sanno come intervenire grazie alla loro professionalità. Ci fermiamo ancora un attimo, poi torniamo per l'ultima parte di Focus che apriremo parlando di politica. Alle 13:16, ancora un quarto d'ora scarso da trascorrere insieme con Focus e con Focus TG e vi dicevo ci occupiamo di politica, in particolare la politica all'interno del centrodestra. Da Verona in particolare il leader leghista Matteo Salvini interviene sul caso Darè, sulla sua espulsione. Militanti ne abbiamo molti, taglia corto, tempo da perdere in polemiche non ce n'è, il Veneto rimarrà a guida leghista. La Lega ha migliaia di amministratori e di iscritti che lavorano oggi, domani, dopodomani in silenzio per la loro gente. Noi abbiamo tanto tempo da dedicare al lavoro, non alla polemica o all'insulto.
Risponde così da Verona il leader leghista Matteo Salvini quando gli viene sottoposto il caso Vittorio Veneto, leggesi Gian Antonio Darè. Ognuno è libero di dire quel che vuole, salvo poi pagarne le conseguenze. Dalla fiera della logistica il ministro dei trasporti respinge con forza che il malessere della base leghista sia diffuso. Eppure lo stesso Luca Zaia ammette che il tema c'è. Io penso che ci sia un dibattito che è innegabile, dopodiché mi fermo qui. Tutti noi siamo, io in particolar modo, concentrato sull'amministrazione, cioè non è che non voglio parlare di politica, però il consenso poi si crea amministrando bene. Del voto in Abruzzo con la Lega al 7,5%, Salvini vede il bicchiere mezzo pieno. I nostri 43.000 voti sono stati determinanti, dice, ed è proprio sulle regionali che si concentra il vice premier. Un occhio è alle regionali prossime che ci saranno, con il Veneto nel 2025, che ovviamente era e per quello che mi riguarda rimarrà orgogliosamente a guida leghista. Ma all'orizzonte non c'è nessuna corsa solitaria, il Carroccio lavora ovunque per un centrodestra unito, prosegue, il via libera al terzo mandato ai governatori scioglierebbe il nodo e Salvini lo rilancia. Secondo me sarebbe giusto che fossero i cittadini a decidere di tenersi col sindaco o col governatore. L'abbiamo votato in commissione, quanti partiti hanno votato a favore del terzo mandato? Noi. Quindi siccome in democrazia contano i numeri, io ci riprovo, però ovviamente prendo atto della maggioranza che è di un altro verso. Europei, banco di prova per la sua leadership, staremo a vedere, ribatte Salvini senza scomporsi. Salvini che non intende andare alla resa dei conti convocando il congresso federale. Noi abbiamo intenzione di vincere le europee per cambiare l'Europa. Il congresso in Veneto c'è stato ed è finito in maniera assolutamente chiara. Si farà il congresso federale quando sarà opportuno fare il congresso federale. Prima bisogna vincere le elezioni europee, perché o l'Europa cambia oppure è un problema per tutti. Con Banacci. Mi piacerebbe anche con Banacci, sì. E dunque il capitano tira dritto, poco importa se la richiesta di un confronto arriva da esponenti leghisti come l'assessore regionale Roberto Marcato. Ma c'è stato il congresso in Veneto poco tempo fa, lei ce l'ha presente? Sì, come no? Com'è finito? Vabbè, a parte questo, però perfetto, buon lavoro. Ecco, a proposito di Roberto Marcato, Aring ha ribadito la necessità di un cambio di passo per la Lega ed è tornato a attaccare il segretario regionale Stefani. Voglio ricordare sommessamente al segretario che questa classe politica è il Dream Team. Noi abbiamo vinto tutto, abbiamo battuto qualsiasi record, abbiamo fatto battere i cuori ai veneti, abbiamo riportato il Veneto al centro del mondo. Questo ha fatto questa classe politica. Si sente in odore di rottamazione Roberto Marcato e rivendica i risultati di quella classe dirigente leghista che, a partire da se stesso, recordman di voti, ha portato il partito ai vertici in Veneto prima del tracollo degli ultimi anni. A Ring la reazione alle parole sulla stampa del segretario regionale Alberto Stefani all'indomani dell'espulsione di Darè. Quel cambiare la classe politica non va proprio giù. La classe politica che vorrebbe rottamarci fino ad oggi ha collezionato la sconfitta di Padova, la sconfitta di Verona, la sconfitta di Vicenza, il doppiaggio di Fratelli d'Italia in Veneto che fa il miglior risultato d'Italia, probabilmente la perdita del prossimo presidente, se non sarà Zaia, in Veneto. L'unico punto di contatto con Stefani è quel basta con la nostalgia. Anche per Marcato le velleità di Darè difficilmente porteranno a qualcosa. Non è d'accordo con l'espulsione, ma ha sempre ribadito che l'insulto a Salvini non poteva essere accettato. Condanna i modi, ma non la sostanza, perché i risultati in Sardegna e Abruzzo per la Lega sono preoccupanti. Quello che io continuo a chiedere al mio partito è di fermarci e fare una riflessione profonda. Una riflessione profonda, un'analisi violenta. Non chiedo la testa di nessuno, precisa Marcato, prendendo così le distanze da Darè, ma è chiaro, continua, che qualcosa si deve fare subito. Se ci fosse questa volontà di capire e di mettere in atto strumenti per cambiare, ma Salvini può rimanere là, cioè a differenza di altri che chiedono la testa, non me ne frega niente, Salvini può rimanere là altri 100 anni. Ora però serve un cambio di passo. Cambiare passo anche e soprattutto per non venire stretti dall'abbraccio letale di Fratelli d'Italia, mentre i meloniani si appellano al Carroccio affinché usino il buon senso. L'accelerata di Stefani sulle amministrative, se troviamo la quadra bene altrimenti ognuno per conto suo, è un campanello d'allarme per il centrodestra. L'importante è rimanere che il consenso rimanga all'interno del centrodestra. Dobbiamo essere bravi a non fare gli spocchiosi quando siamo al 30% per dopo non reclamare
magari maggiore umiltà da parte degli altri quando siamo al 5%. Lo dirò anche a Stefani la prima volta che ci vediamo. Non ha nessun senso che noi facciamo tattica, perché di tattica si muore. Dove abbiamo un candidato valido, noi cercheremo di fare in modo che quello sia il candidato. Dove il candidato non è nostro, è giusto che noi si porti acqua a quello che è il miglior candidato. Se partiamo tutti da questi presupposti, secondo me la quadra la troviamo anche velocemente, però purtroppo, ripeto, ogni tanto ho l'impressione che si faccia più tattica e un po' personalistica che strategia. Questa è la pagina politica che abbiamo affrontato a Focus TG. Adesso la cronaca ci riporta a Bassano con i lupi in azione a 2 passi dalle case. In particolare siamo a Romano de Zelino, dove è stata trovata una femmina di camoscio predata in una zona molto frequentata da famiglie e sportivi. Ancora lupi in azione nella pedemontana bassanese. Dopo gli avvistamenti di Campese e Pozzoleone si torna a parlare di predatori anche dall'altra parte della Brenta, a Romano de Zelino. Alcuni escursionisti hanno trovato la carcassa di una femmina di camoscio predata in Valle Santa Felicita, luogo di passeggiate per tante famiglie e per molti sportivi del territorio. I frequentatori dell'area temono ora che possa accadere qualcosa di brutto ai cani di chi va a passeggiare in quella zona per fare una sgambata con l'amico a 4 zampe. Ma in generale preoccupa il fatto che i predatori si spingano a cacciare camosci, caprioli e altri selvatici in aree molto vicine alle case. Era accaduto anche quest'inverno, quando la mancanza di cibo e il freddo avevano fatto avvicinare i branchi alle abitazioni e c'era chi si era trovato letteralmente con una predazione sotto le finestre del salotto. Nei giorni scorsi un branco di 6 esemplari è stato avvistato più volte in altopiano in aree abitate e addirittura al Turcio, considerato la porta d'ingresso di Asiago e Gallio per chi proviene da Bassano del Grappa. Aveva fatto scalpore anche il video di un lupo niente affatto spaventato alla strettoia di Sarson, appena fuori dalla frazione bassanese di Campese, e un altro esemplare era stato filmato a Pozzoleone, dove si era nutrito della carcassa di un vitello già morto. E la stagione dell'alpeggio è alle porte, con tutte le sue incognite per chi fa allevamento nella montagna vicentina. Immagini che colpiscono sicuramente, un tema questo che prosegue, va avanti da anni, ancora una vera soluzione non si è trovata. Parliamo adesso di immigrazione e accoglienza. L'ex capo dei prefetti, Mario Morcone, invita il governo a riflettere sui modi dell'accoglienza, partendo soprattutto dalle esperienze dei territori. Le condizioni della buona accoglienza sono dettate dal coinvolgimento dei sindaci, perché i sindaci siano protagonisti sul territorio e anche responsabili dei progetti che portano avanti, naturalmente attraverso la cooperazione, naturalmente con tante esperienze belle che abbiamo, e soprattutto i centri SAI. Quindi un'accoglienza fatta di piccoli numeri, in proporzione naturalmente al territorio e alle possibilità che quel territorio può esprimere, e naturalmente costruendo di fatto uno sviluppo del paese poggiato anche sull'arrivo e sulla ricchezza che queste persone portano da noi. E ora a Padova per ricordare che sarà per 4 giorni capitale della medicina mondiale. In città infatti si terrà un convegno sul tema della sanità di spessore internazionale, e è stato anche presentato un approfondimento sull'intelligenza artificiale nella medicina e nella salute pubblica. Questa è una grande conferenza a livello mondiale, World Health Forum, saranno 4 giorni e i 2 giorni centrali saranno proprio dedicati ad esplorare ed investigare al meglio, con ospiti internazionali che vengono dai più prestigiosi istituti universitari di ricerca del mondo, proprio le potenzialità dell'intelligenza artificiale applicata nella medicina. 2 giorni di dibattiti per capire i vantaggi e i rischi che l'intelligenza artificiale porterà alla medicina. Questa è una grandissima opportunità e che il mondo della sanità vuole utilizzarla nel massimo rispetto dei diritti della persona e dei vantaggi reali sulla salute dei cittadini. È un momento in cui
forse è sempre stato così, la tecnologia, l'innovazione tecnologica fa anche paura rispetto oggi più che mai, rispetto alla possibilità che prenda il sopravvento sulle finalità con le quali è stata, per le quali è stata creata. Io credo che sia molto importante che, e questo sicuramente avverrà in quei giorni, si sappia spiegare in modo semplice, in modo fruibile da tutti i cittadini, oltre che dagli esperti, quali sono i concreti vantaggi. L'intelligenza artificiale è già presente nelle nostre vite. L'intelligenza artificiale, come tutti gli strumenti, se usati correttamente sarà di grandissimo aiuto. Come ho fatto l'esempio prima, il calcolatore per l'ingegnere non ha portato al degrado dell'ingegnere, ma ha aiutato l'ingegnere a effettuare calcoli e operazioni sempre più complesse. Il medico con l'intelligenza artificiale dovrà sempre restare al centro dell'importanza e del fuoco del problema. L'intelligenza artificiale aiuterà il medico a risolvere problemi complessi, ad analizzare molti dati che, fatto in maniera, diciamo, da essere umano, richiede tantissimo tempo, giorni o settimane, e può portare facilmente all'errore. La macchina, se ben istruita, evita questo, fa le operazioni molto più velocemente e può dare un aiuto al medico. Mettere al centro il paziente, personalizzando il più possibile le cure. L'intelligenza artificiale è l'algoritmo con cui io utilizzo i dati che sono contenuti nell'intelligenza artificiale, mi possono dare delle soluzioni terapeutiche che in precedenza non potevano essere date, oppure che potevano essere date a tutti nella stessa identica maniera. Quindi l'intelligenza artificiale accompagna quello che è l'altro processo, quello della medicina di precisione, ad ogni paziente la diagnosi giusta al momento giusto con il giusto trattamento. Ed ora il tema della sicurezza, la sicurezza che preoccupa le attività produttive, in particolare quelle di Vicenza, con la questione dei furti, e il presidente di Confartigianato ha incontrato il questore di Vicenza per parlare di questo. In questo momento il tema della sicurezza è un tema molto focalizzato, perché sta creando grandissima preoccupazione non solo agli imprenditori ma anche al cittadino. Quando cala il buio? In città, nei quartieri più marginali, nelle zone industriali, laddove di giorno il traffico è più intenso, ma la notte restano vialoni aperti, silenziosi, piccole isole urbane deserte. C'è tensione, si respira inquietudine, non solo tra i cittadini, i residenti, spaventati dalla lunga ondata di criminalità, ma soprattutto da parte dei commercianti, degli artigiani, di chi ha un'attività produttiva. Sicuramente le zone più colpite sono le zone del centro città, ma anche le zone artigianali e industriali. Bisogna essere molto bravi, essere uniti, cercare di affrontare questa tematica, cercando di installare delle telecamere per poter essere di aiuto alle forze dell'ordine, sia per prevenire ma anche poi per poter trovare i colpevoli di queste situazioni che sono ormai all'ordine del giorno. Confartigianato punta sulle telecamere e suggerisce agli imprenditori di installare antifurti e occhi elettronici che potrebbero essere messi in rete con la videosorveglianza pubblica. Stiamo lavorando per trovare anche qua delle opportunità per gli imprenditori di installare delle telecamere per poter riprendere queste situazioni, queste scorribande, in rete con le forze dell'ordine e anche con i cittadini. Dunque faremo il possibile per mettere a disposizione delle nostre imprese degli aiuti concreti. Aiuti concreti per le aziende che vogliono difendersi da furti, spaccate e rapine. Un obiettivo che è stato discusso nel recente incontro tra il presidente di Confartigianato Vicenza, Gianluca Cavion, e il questore di Vicenza, Dario Sallustio. Recentemente abbiamo incontrato anche il questore come Confartigianato, dove abbiamo toccato questi temi e siamo rimasti d'accordo di cercare di contribuire a una crescita di responsabilità da parte dei cittadini e delle imprese, da condividere insieme con le forze dell'ordine e anche con l'amministrazione comunale, perché è un tema che bisogna risolvere tutti assieme. Non può essere risolto da solo, ma tutti assieme sicuramente riusciremo a fare qualcosa di importante per tutto il territorio. E con la questione sicurezza a Vicenza ci salutiamo, sono le 13:30, si chiude qui Focus TG, l'appuntamento è per domani naturalmente, ma per quello che riguarda Focus TG, ma per quello che riguarda il resto, tutti i nostri appuntamenti, rimanete con noi fino a questa sera quando arriveranno anche i notiziari. Grazie ancora, buon pranzo e arrivederci.